Ho registrato con dispiacere il fatto che appunto c'è stata anche una lettera piuttosto piccata da parte del sindaco di Udine indirizzata agli uffici e al collega Bini, perché credo che tutto debba essere riportato in un'ottica di collaborazione e mi dispiace che si registrino queste situazioni, perché l'obiettivo è dare sempre un miglior servizio agli operatori in questo caso, e poi è finalizzato a dare un servizio ovviamente alle famiglie e ai negozianti che di Udine Mercati si forniscono. Oggi la situazione è di stallo, mi dispiace molto perché ricordo bene quando avevamo discusso anni fa, ed era ancora sindaco Pietro Fontanini, nel finale di legislatura, della possibilità di aumentare i finanziamenti per creare una linea del freddo che era necessitata sul territorio perché la più vicina era in Veneto e c'erano delle difficoltà, e poi c'è stato il cambio di amministrazione e siamo rimasti in una situazione di impasse. Sospensione del finanziamento, quello regionale da 8 milioni e del 2022, quindi giunta Fontanini, che poi si è reiterata nel corso del tempo. Nel frattempo, l'ha detto ieri l'assessore Bini, quindi non svelo segreti, il Comune è stato assegnatario di un finanziamento da parte del PNRR che sta andando avanti, anche perché il PNRR ha oggettivamente anche tempistiche e scadenze che in qualche maniera vanno ottemperate e stanno già procedendo, l'ha detto l'assessore ieri in aula, quindi non posso che ripetere quello che lui ha detto, stanno procedendo in maniera positiva rispetto a questo tipo ai lavori previsti da questo tipo di finanziamento. In più l'assessore ha comunicato che hanno altri, Udine Mercati ha altri 3 milioni. Da parte di altri a volte si ha l'impressione che vi sia la voglia in qualche maniera di punire chi non è allineato alla linea politica dell'amministrazione, però questa è solo una mia impressione, una mia valutazione, a volte anche corroborata dai fatti.